Buonasera, bentornati a Verona Economia con un nuovo ospite. Lo sapete, questa settimana si parla di agroalimentare, si parla di vino in vista anche di Vinitaly Special Edition del 17-19 ottobre e parlando di agroalimentare, insomma, non si può non far intervenire Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Veneto e Coldiretti Verona. Benvenuto. Benvenuti a voi, grazie di questa grande opportunità che ci riservate. Presidente, dicevamo, si avvicina Vinitaly Special Edition, si è appena concluso Marmomac. Innanzitutto partiamo da qui. È bello rivedere una fiera che si ripopola, relazioni in presenza che si instaurano e un indotto sulla città. Assolutamente sì, era importantissimo far ripartire Verona perché è un'eccellenza del Made in Italy, è un'eccellenza del nostro territorio e come tale era giusto farla ripartire dal marmo perché è un bene preziosissimo che ci invidiano tutto il mondo, soprattutto per la manifattura, ma veniamo al prodotto agricolo del nostro territorio e quale migliore vetrina che era la Vinitaly Special Edition, insomma non potevamo mancare perché insomma la pandemia ci ha creato veramente queste distanze che purtroppo le dovevamo riavvicinare. Il vino è un bene prezioso e conviviale, quindi come tale deve essere condiviso con le persone che che amano e che fanno business anche su questo, chiaramente. A proposito di vino, si sente parlare di un'annata molto positiva. Io sono un contadino da sempre e vorrei dire che un'annata così è veramente storica, un'annata nella quale c'è stata la mitigazione tra caldo e freddo, c'è stato veramente delle condizioni climatiche tali che sono arrivate a crescere il grappolo in maniera spargola, come dicevano i nostri veronesi, un grappolo non copioso, non imponente, ma succoso di qualità e quindi sicuramente sarà un'annata da ricordare nella storia. Quindi benvenga l'Amarone, benvenga i Prosecchi, benvenga tutte le grandi denominazioni, tenete presente che ne abbiamo 350 su tutto il territorio nazionale, quindi penso che sarà un'esplosione di profumi, aromi e di degustazioni in questo Vinitaly Special Edition. Tra l'altro Vinitaly è un contenitore che ospita diversi prodotti, non solo vino, ma anche l'olio. Cosa possiamo dire, insomma, su questo prodotto che la vede anche direttamente coinvolto da protagonista, ricordiamolo? Sì, teniamo presente che l'olivo, a differenza della vite, è un alternante, quindi un anno sì e un anno no. Ecco, l'anno scorso è stato l'anno veramente importante, imponente, è stato un anno abbondante, ma come dicono le tradizioni bisogna sempre tenersi un po' di produzione per l'anno che magari potrebbe essere leggermente più scarico e quest'anno effettivamente ci sarà meno prodotto, ma sicuramente quelle poche olive che ci saranno sul territorio saranno di altissimo pregio, quindi cerchiamo di ricercare quelle piccole preziose perle preziose e cerchiamo di dare quel valore aggiunto perché raccogliere un quintale d'oliva veramente è tribuloso e quindi dobbiamo dare valore aggiunto a questi nostri agricoltori che veramente fanno tanto sacrificio per ottenere queste poche gocce di preziosa salute e benessere. E poi non c'è niente da dire, l'olio buono si riconosce, rispetto ad oli importati o... Sfido chiunque ad assaporarlo su una mozzarella di bufala, una insalata, pomodorini, capri, un olio buono di qualità si sente immediatamente, ma la cosa più bella è confrontarlo. Prendete un olio di basso pregio e assaggiatelo con un olio locale di qualsiasi territorio nazionale e troverete veramente la eccellenza che Madre Natura sprigiona. Senta Presidente, Coldiretti spazia in vari ambiti, dalla caccia adesso al tema anche del fotovoltaico, che insomma ci sono tante sfide che attendono l'associazione di categoria sia a livello veronese, di cui è presidente, ma anche a livello regionale, perché ricordiamolo, lei è attualmente anche presidente di Coldiretti Veneto. Tanti fronti. Noi dobbiamo cercare di far fronte a quello che ci chiede l'Europa, che è quello di andare sul sostenibile. Sicuramente l'energia fotovoltaica è una cosa importante, ma dobbiamo cercare di non sciupare un territorio come l'agricoltura, quindi dove possiamo andare a creare il cibo prezioso non dobbiamo sprecarlo per mettere giù fotovoltaici, quindi la nostra proposta è sempre quella di incentivare l'agro
fotovoltaico, che non sarebbe altro che dire: utilizziamo i tetti delle stalle, le aree di pertinenza delle aziende agricole, in modo che l'agricoltore diventi parte integrante di questo progetto di modernizzazione, di sostenibilità, ma senza creare una speculazione che non porta frutto al territorio, perché altrimenti andremo a creare le lobby delle multinazionali che noi non vogliamo sul nostro territorio, perché è un territorio prezioso che deve dare il cibo per i nostri concittadini. E senza togliere ovviamente terreno buono alle coltivazioni, come dicevamo. C'è anche il tema della caccia, che è comunque un tema delicato. Sì, noi naturalmente vogliamo proteggere quelli che sono i nostri allevamenti. È bello passeggiare in montagna, nella nostra Lessigna, nel nostro territorio da Asiago a Cortina d'Ampezzo, però dobbiamo anche pensare a quegli allevatori che tutte le notti si devono difendere dalle predazioni, e quindi dobbiamo fare in modo di metterli in sicurezza. In sicurezza cosa vuol dire? Vuol dire proteggerli. Quindi ecco, anche nell'alpeggio è fondamentale proteggere queste manze da latte, che sono un patrimonio genetico fondamentale per la sopravvivenza di quello che è il malgaro, e il latte buono, e di conseguenza il formaggio che tutto il mondo ci invidia. Quindi non possiamo perdere questo patrimonio a discapito di qualche udulato. Quindi bisogna fare in modo di proteggerlo con le reti, con la sorveglianza, con quello che sono i guardiaparco, ma dobbiamo fare in modo di limitare le predazioni, perché altrimenti perdiamo un patrimonio inestimabile che il nostro Veneto ci invidia. Assolutamente, si parla chiaramente in questo caso di lupo, di predatori, ma anche l'emergenza cinghiali è un'emergenza che mette a dura prova la pazienza e anche le attività degli agricoltori. Non solo, ma la sicurezza. Tenete presente che oggi come oggi è fondamentale viaggiare sicuri, e trovarci un cinghiale in mezzo alla strada non è simpatico, perché veramente facciamo danno a lui e danno alla nostra incolumità. Parlava anche del latte, anche quello è un fronte che Coldiretti ovviamente guarda con interesse, il mercato caseario del latte in generale. Sì, perché il latte è un patrimonio dell'umanità, il latte è il bene prezioso, più prezioso vorrei dire, che ci contraddistingue, e non possiamo in piena pandemia essere stati gli importatori del latte dall'estero. Non esiste, i nostri allevatori fanno fatica a sopravvivere, e per 2 centesimi andiamo a comprare il latte dall'estero. Non esiste, bisogna dare valore aggiunto al nostro territorio e dobbiamo apprezzare quello che è il latte delle nostre montagne. Solo così possiamo salvaguardare anche quello che ci sta nella montagna, e quindi i pascoli, l'erba ben sfalciata, le stalle in ordine, le mucche al pascolo, una salubrità del territorio, e nello stesso tempo anche delle persone che ci vivono, perché tenete presente che se i malgari, i contadini e gli allevatori se ne vanno dalla montagna, sopravviene il bosco e l'abbandono e il degrado, e quindi poi andremo a spendere 10 volte di più per andare a preservare quelli che sono i bellissimi sentieri che la Lessigna, l'Asiago e Cortina ci preserva. Quindi mi sembra di capire in conclusione 3 parole d'ordine: tutela del Made in Italy, tutela di chi fa agricoltura, alleva, che lavora, e ovviamente l'ambiente, terzo punto. Assolutamente importantissimo, che sarà la grande sfida di noi agricoltori, perché siamo sempre stati vicini all'ambiente, siamo i custodi di questo territorio, e quindi siamo veramente vicini a quello che è la sostenibilità del futuro. Grazie a Daniele Salvagno, intervenuto qui su Teleradio Adige TV all'interno dello spazio Verona Economia. Sicuramente ci sarà modo, Presidente, di vedersi anche in futuro. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E adesso un po' di musica e poi torniamo con un altro ospite.